il ruolo dell'economia e delle imprese è fondamentale, come abbiamo ascoltato bene in queste prime due sessioni di lavoro, ma la terza è altrettanto importante, sarà un confronto per i rifiuti free nei territori dei gestori, nostri ospiti. Prima di ascoltarli insieme, vediamo questa breve videointervista che è stata realizzata con Giacomo De Luca, presidente di Savno SRL. Prego. Come Savno è mantenere il servizio che abbiamo, essere sempre in competizione con Contarina, quindi i due migliori bacini d'Italia, cercare di trovare sempre delle soluzioni nuove per favorire il porta a porta, rendendolo il più possibile meccanizzato e automatizzato, anche per andare incontro alle esigenze degli operatori, che non è un lavoro facile, è un lavoro abbastanza impegnativo e faticoso. L'obiettivo per il 2030 è quello di avere sempre più selezione, certamente selezione e riciclo, e soprattutto quello che è impegno mio, ma anche penso che dovrebbe essere un impegno nazionale, è quello di eliminare la vergogna delle discariche, che non vogliamo lasciare questa vergogna ai nostri figli e ai nostri nipoti, dobbiamo eliminarle completamente. Come Savno è mantenere il servizio che abbiamo, essere sempre in competizione con Contarina, quindi i due migliori bacini d'Italia. Per lasciare subito la parola a Chiara Martinelli, che ha in studio con lei un ospite, Giovanni Piccoli, responsabile servizi ambientali Acegas APS AMGA. Prego Chiara. Bene, diamo il benvenuto a Giovanni Piccoli. Subito una domanda, partendo da raccolta e comunicazione, che sono gli elementi per raggiungere gli obiettivi. Qual è la situazione attuale e gli obiettivi per il futuro? Buongiorno a tutti, ringrazio innanzitutto l'Ecoforum e Legambiente per questa occasione che ci dà anche quest'anno di poter parlare di circolarità, di questo tema importante per i nostri territori. Per quanto riguarda Acegas APS AMGA, il tema della circolarità e il tema della comunicazione vanno a braccetto, sono due temi fondamentali su cui noi abbiamo appoggiato tutta la nostra azione nel corso del 2019 e nel 2020 abbiamo dovuto rivoluzionarla anche a causa della presenza del Covid. Dico che vanno a braccetto insieme perché fondamentalmente la comunicazione, abbiamo capito che deve essere una comunicazione bidirezionale nei confronti dei cittadini, delle imprese del territorio, una comunicazione che deve accompagnarsi ad idonee azioni di customer care, cioè quelle azioni che in qualche maniera fanno sentire il cittadino e l'impresa una parte fondamentale, l'attore principale, ecco, di questo processo di circolarità. Lo abbiamo sperimentato anche in maniera diretta, andando direttamente a casa di cittadini e imprese. In particolare posso citare ad esempio il caso di Finelab, che è il gestore del centro Ingrosso Cina, di cui sentiremo parlare anche nel pomeriggio, con il quale abbiamo avviato un'importante campagna di rinnovo dell'intero centro Ingrosso situato nella zona industriale di Padova, dal punto di vista appunto della gestione dei rifiuti, che ci ha permesso di intercettare una grossa quantità di differenziata che prima, ecco, non era gestita correttamente e che, come vedremo nel pomeriggio, ha raggiunto importanti risultati. Ma questa azione ci accompagna anche ad esempio nell'incontrare tutti i condomini di Padova. Abbiamo incontrato nel 2019 e in parte nel 2020 oltre 1800 condomini, 22.000 utenze, con le quali siamo andati fisicamente a vedere cosa andava bene del lavoro da loro svolto direttamente a casa loro e cosa poteva essere migliorato in ottica proprio di circolarità, con un obiettivo: crescere sì di raccolta differenziata, ma crescere soprattutto di qualità. I risultati che portiamo a casa in questo 2019-2020, metto tutto insieme perché è un biennio particolare, sono risultati per noi importanti, perché anche un 2% di crescita per una città come Padova, se confrontata poi con le sue pari grado, è un valore relativo molto alto rispetto a quelli che sono i riscontri che abbiamo dalle altre grandi città italiane, ma soprattutto in prospettiva sta crescendo ulteriormente. Quest'anno io spero di portarmi a casa un ulteriore 3%, ma quello che è importante è la qualità che stiamo raggiungendo. Non a caso Padova vince quest'anno il premio Comieco come comune riciclone su quella frazione. Sulle plastiche abbiamo portato a casa un meno 8% dei sovvagli, che si traduce poi in termini di ricavi in quasi un raddoppio dei ricavi netti da poter portare a sconto dalle bollette dei cittadini, quindi sono risultati importanti. Prossimi passi è concentrarci soprattutto su chiudere quella che è stata l'azione di rivisitazione della raccolta di Città di Padova, non in maniera autoreferenziale,
ci siamo seduti a 6 mani con Comune e con AE per studiare un progetto che vesta attorno alle specificità di Padova, del contesto urbano, sociale, soprattutto del centro, che riserva non poche difficoltà nell'attuazione di questo piano. Questo accompagnato ovviamente da una comunicazione che quest'anno deve anche poi vestirsi covid free, ecco, essere adeguata ai tempi che stiamo vivendo. Grazie. Enrico? Insomma, abbiamo ascoltato insieme l'esperienza di una città che cresce anche nei numeri ed è importante e confortante per noi. Ci sono comuni che affrontano criticità particolari durante l'anno e noi speriamo che tornino ad affrontarle. Diciamo, ecco, che il Covid, lo dico non è una battuta, perché sto parlando dei comuni costieri che hanno un'elevata pressione turistica e noi speriamo davvero torni magari un po' più sostenibile, ma torni ad esserci, cioè per misurarci con i problemi. È con noi, lo ringrazio, Luca Michelutto, che è presidente di ASVO. Ecco, proprio vorrei chiedere a lui che bilancio c'è del 2019 e qual è il futuro che immagina quando si auspica prima possibile verremo fuori da questa pandemia per gestire questi flussi di rifiuti. Prego. Buongiorno a tutti. La ascoltiamo, può intervenire. Bene, comunque anche in questo anno di pandemia, un anno difficile, noi come ASVO, nelle 2 realtà balneari, non siamo assolutamente fermati, continuando e completando di fatto quel processo che era già iniziato già nel 2018 con la raccolta porta a porta a Caorle. Tra l'altro bene sottolineare come c'è proprio uno spirito di emulazione tra le 2 realtà balneari, Caorle e Bibione nel comune di San Michele dell'Amento. Caorle, che era fanalino di coda nei comuni della città metropolitana, ha fatto questo salto importante con il porta a porta e adesso lo ha seguito anche il comune di San Michele dell'Amento con la penisola di Bibione, attivando proprio nell'anno Covid una parte di Bibione Pineta per esattezza, con il porta a porta. Dunque c'è, a prescindere dai problemi del Covid, c'è una volontà positiva da parte delle amministrazioni comunali costiere, almeno le 2 che noi governiamo, dunque Caorle e San Michele dell'Amento, nel continuare una ottima azione ambientale nel settore. Insomma. Dunque non a caso Caorle siamo già arrivati col 2019 al 62% delle quote differenziate, addirittura nel mese di ottobre sforiamo il muro del 70% delle quote differenziate, un traguardo impensabile solo 2 anni fa. Questi sono risultati importanti che ci ha raccontato Luca Michelutto, anticipando anche qualcosa che accadrà nel pomeriggio, senza svelare tutto, perché ci saranno delle menzioni speciali dedicate ai comuni costieri. Ecco, vorrei farle un'altra domanda. Lei ha accennato al fatto che non vi siete mai fermati e anche ai risultati raggiunti. Qual è l'aspetto principale di questa vostra strategia nei territori che si sente di sottolineare? Il punto di forza più significativo? Nelle due realtà balneari siamo riusciti a far capire, insieme all'amministrazione comunale, anche agli operatori turistici ed economici, l'importanza in chiave economica di un ambiente che va preservato e tutelato. Bibione, faccio un esempio, Bibione è certificata da anni, è certificata EMAS, Caorle ha fatto un percorso con l'Agenda 21, però non basta, non può arrivare il turista in queste 2 qualità e poi trovare il secco indifferenziato, non trovare un'adeguata cura per il rifiuto umido, non trovare un'adeguata pulizia differenziata delle spiagge e dunque era un segnale distorto. Dunque abbiamo fatto capire, e qua è la forza della nostra azienda e dei miei collaboratori in questi anni, far capire come anche dal punto di vista economico, visto che gli imprenditori sono molto chiaramente suscettibili a questo tema qua, è una carta importante da giocarci, cioè il turista austriaco, il turista germanico che viene giù non può più tollerare che non ci sia una cura e un'attenzione verso il rifiuto, che non ci sia messo in atto un protocollo di giusta sostenibilità verso il mondo dei rifiuti. Grazie davvero di cuore a Luca Michelutto, perché ha ricordato a tutti noi come la transizione ecologica convenga anche dal punto di vista economico. Esatto. E poi mi ha fatto venire in mente un pensiero di un grande ecologista, Alex Langer, che raccontava sempre che questa conversione ecologica deve essere desiderabile da più persone possibili. Spostiamoci dai comuni costieri, andiamo in un comune capoluogo di provincia e con noi, lo ringrazio, Ruggero Casolini, che è direttore di AIM, la multi-utility del comune di Vicenza, l'unica città sopra i 100.000 abitanti con il 70%
di raccolta differenziata, se non sono male informato. E come si fa a raggiungere un traguardo di questo tipo? Intanto un saluto a tutti, purtroppo in questo periodo questo è l'unico strumento per condividere le esperienze e quindi dobbiamo adattarci agli strumenti che abbiamo. Niente, noi qui a Vicenza abbiamo svolto un percorso che è iniziato nel 2011, quando siamo partiti intorno al 50% di raccolta differenziata, proprio nell'obiettivo di raggiungere quelli che erano gli obiettivi che ci eravamo fissati anche dalla Regione e dalle direttive comunitarie verso il 70% di raccolta differenziata. Dopo questo percorso noi a questo punto stiamo guardando con soddisfazione i risultati che abbiamo raggiunti, che al di là della percentuale di raccolta differenziata hanno portato un sistema in equilibrio sia dal punto di vista economico, in termini anche di crescita della tariffa del smaltimento dei rifiuti, ma anche di salvaguardia degli impianti di smaltimento del territorio, che ci portano a dire che il sistema fin qui adottato è stato positivo. Siamo partiti nella considerazione di adeguarci noi alla struttura dell'utenza, date anche le scarse capacità di imporre regole in un ambiente urbano caratterizzato da forti differenze di culture sociali, di ambiti anche urbanistici e anche di comportamenti delle persone, impostando sostanzialmente due tipi di sistemi di raccolta. Un sistema di raccolta porta a porta in tutte le aree periferiche dove esistono delle realtà molto simili a quelle dei comuni, dove c'è una residenzialità stabile, delle unità abitative anche più piccole, con un sistema integrato con un sistema di raccolta differenziata impostata su contenitori di prossimità, con un controllo degli accessi attraverso delle cupoline che avevamo messo sui cassonetti del residuo, nelle aree più centrali, quelle ad alta densità abitative, dove tenere in casa i rifiuti poteva essere più difficile, e quindi abbiamo integrato questi due sistemi assieme anche a una rete di ecocentri. A Vicenza abbiamo 4 ecocentri, di cui 2 di quartiere, quindi di taglia piccolina, e invece 2 molto estesi, che hanno integrato il sistema di raccolta stradale e domiciliare. Abbiamo poi appoggiato con dei servizi anche dedicati, come la raccolta del verde a domicilio, la raccolta degli ingombranti su chiamata gratuita, dei servizi dedicati per le utenze commerciali. Ecco, abbiamo fatto questo percorso che ci sta dando, ci ha portato a questi risultati che sicuramente sono di nostro, ci soddisfano, ci gratificano. Grazie davvero di cuore a Ruggero Casoline, perché quando si parla di grandi città dare dei numeri come questi conforta e aiuta, soprattutto quando altri grandi capoluoghi di provincia del nostro paese sono invece molto più indietro. Adesso lascio subito la parola di nuovo a Chiara Martinelli, perché è in studio con Piero De Candia, direttore di Legambiente Veneto. Prego Chiara. Grazie. Da dove partire, Piero, per il nuovo piano rifiuti? Quali sono i punti fondamentali? Allora, oltre i 12 punti che ci ha ben raccontato Lazzaro e che troviamo bene scritti nel nostro dossier, vorrei ribadire anche per gli interventi che poi mi seguiranno l'importanza di spingere il più possibile non solo nella percentuale di raccolta, ma sulla qualità della raccolta e sull'applicazione del principio sacrosanto di chi inquina paga. Quindi maggiore rifiuti una persona produce di più deve pagare. Questo si fa applicandolo alla tariffazione attuale, che secondo noi va accompagnata il più possibile con un sistema di raccolta porta a porta spinto. Il prossimo piano rifiuti non può essere un piano degli impianti di smaltimento, ma deve essere un piano di obiettivi, un piano di
metodologia, un piano di ampie vedute. Però nelle ampie vedute va anche considerato lo smaltimento, quindi è indispensabile che il prossimo piano preveda in Veneto una discarica per l'amianto. Il rifiuto c'è ancora oggi troppo diffuso che con altissimo pericolo sanitario. E la seconda cosa, uniformare la tariffazione dello smaltimento a discarica e ad incenerimento. È impensabile che oggi costi meno smaltire in discarica che in inceneritore. Vanno aumentate entrambe e allineate. Bene, grazie a Piero De Candia e a Chiara Martinelli. Piero De Candia ha praticamente posto di nuovo le questioni su cui vorrei chiamare in causa ora Loris Tomiato, che ringrazio per essere qui con noi. Prima di ascoltarla, direttore appunto della direzione ambiente della Regione Veneto, cosa risponde a queste proposte che arrivano da Legambiente, alle sfide lanciate, e che suggestioni ha avuto seguendo i lavori di questa mattinata? Con lei concludiamo questa sessione di lavoro. Prego, direttore. Allora, buongiorno a tutti e grazie per l'opportunità. Considero questa come il riempimento della bisaccia del Pellegrino, no? Noi stiamo partendo per la revisione del piano che scade a fine di quest'anno. Diciamo, per realizzare un piano dobbiamo in sostanza attingere a tutto ciò che è emerso anche durante questa giornata di discussione. Diciamo, in Veneto abbiamo questi 1500 impianti e grosso modo poco più di 1100 sono già impianti che recuperano materie ed energia, quindi abbiamo un assetto impiantistico importante. Però se dovessimo analizzare che cosa sta succedendo in Veneto, noi abbiamo in sostanza un'importazione di rotami ferrosi per alimentare l'industria siderurgica veneta, un'importazione di Forsu per alimentare il recupero e in sostanza ciò che prima andava a produzione di energia elettrica oggi va a produzione di biometano. E di questo possiamo anche dire che in Veneto abbiamo in sostanza una potenzialità installata che circa doppia rispetto alla produzione di Forsu che abbiamo. Abbiamo un'importazione di imballaggi di vetro a sostegno dell'industria del vetrocavo e un'importazione di imballaggi di plastica. Questo è ciò che importiamo e ciò che dalla filiera del recupero di materia, come prima dicevo, abbiamo necessità di garantire. Rimangono ancora tutta una serie di criticità. Parto da un dato. Allora, escludendo il 2020 che il Covid ha penalizzato dal punto di vista economico, noi in sostanza abbiamo avuto un incremento di circa un terzo dei pericolosi e di circa la metà per i non pericolosi di esportazione. Sono aumentate enormemente le notifiche per portare fuori Veneto e addirittura fuori Italia. Metà delle 120.000 tonnellate di rifiuti non pericolosi che vanno esportati sono rappresentate da quello che chiamiamo ancora il CSS. Noi ne portiamo per il 30% in Austria ed in Germania, per il 13% in Ungheria, Svizzera e Polonia. Quindi andiamo 30 Austria, 30 Germania, abbiamo detto 13 Ungheria, 7 Svizzera e 7 Polonia. Il resto gira per il mondo, voglio dire. Però, allora, se noi dovessimo immaginare, in sostanza, un piano che, come ho sentito dire, deve essere un piano non per gli impianti, ma un piano per le politiche e le strategie, siamo anche, direi, discretamente fortunati in questo frangente. Perché? Perché per quanto riguarda la parte del rifiuto urbano, l'assetto ci consente ancora, in quella che secondo me deve essere una visione di impianti che non devono essere monotematici, tutta discarica piuttosto che incenerimento, piuttosto che, come dicevo, avviamento al recupero, ma abbiamo uno scenario per quanto riguarda gli urbani che ci consente di guardare meglio al futuro dei prossimi 5, 6, 7 anni. Allora, se immaginiamo un piano, dobbiamo iniziare a dire che in sostanza
il tema del sottoprodotto è un tema che deve rappresentare una leva del mondo delle imprese. Quando parliamo di processi industriali, quando parliamo di filiere produttive, il sottoprodotto non è un'aberrazione e sta all'interno del 152 in quanto problematica ambientale, ma è evidentemente una leva del mondo delle imprese, un non rifiuto che viene riutilizzato, e di questo ritengo che il piano si debba occupare. In materia di cessazione della qualifica del rifiuto abbiamo circa 600 linee all'interno di quei 1500 impianti, 600 linee che avviano già a recupero, però se poi le andiamo ad analizzare, e i dati che Lorena Franza ci produce sono sempre molto utili e molto interessanti, ci consente di vedere che è abbastanza, pur nella crisi del mondo costruttivo, che è abbastanza pesante il numero della cessazione della qualifica collegato con il mondo degli inerti, che peraltro non trova facili sbocchi. Poi abbiamo il recupero di metalli e, come dicevo prima, la valorizzazione della Forsu. Ma siamo ancora indietro di circa queste 600 linee, ne abbiamo poco più che una ventina negli altri settori della cessazione della qualifica del rifiuto. Quindi economia circolare, se non agiamo sulla cessazione della qualifica e se non agiamo nei sottoprodotti, poco riusciamo a promuoverla. Abbiamo anche immaginato prima, e io su questo terreno mi posso anche confrontare con voi, che fosse un obiettivo i 375 kg anno di secco non riciclabile pro capite. Ma allora, se leggiamo il chiaroscuro del CSS e leggiamo il dato dell'obiettivo dei 375 kg, questi si devono sposare, cioè dobbiamo analizzare per arrivare a quei 375 kg quali sono le politiche da mettere in atto. Da ultimo dico anche che con la revisione del piano rifiuti c'è anche la revisione del piano bonifiche siti contaminati. Il tema dei siti orfani che ho sentito stamattina accennare, allora è una parte, è un allegato del piano bonifiche. Noi ci stiamo già mettendo mano, c'è poca cosa, ma comunque c'è un fondo di 3,8 milioni del Ministero per i siti orfani del 2021, e questo quindi sarà il percorso piano rifiuti e piano bonifiche che deve andare in sostanza in parallelo. Bene. Faccio un accenno al tema dei fanghi. In Veneto abbiamo 250.000 tonnellate di fanghi. È evidente che la valorizzazione del fango in agricoltura nell'ambito della filiera per gli ammendanti agricoli sta soprattutto nella qualità del fango, cioè se il fango proviene da depurazione civile. Dobbiamo immaginare il tessuto produttivo veneto con migliaia di piccole, in sostanza, aree produttive che però scaricano infognature che quindi potrebbero parzialmente compromettere in sostanza il percorso della valorizzazione del fango in agricoltura, e a questo dobbiamo essere preparati, cioè dobbiamo essere preparati alla tracciatura dell'ammendante compostato con fango, senza fango e con fango proveniente da. Quindi direi che questo è ciò che io metterei all'interno della bisaccia per il percorso che ci condurrà al nuovo piano.